Questo è il Brek, un fazzoletto di terra fra Carso, Istria e mare Adriatico. Abbiamo alle spalle il Monte Carso e la Val Rosandra e mettiamo i piedi nel mare, sull'ultima collina Arnacea Marnosa, prima del Golfo di Trieste. Oggi siamo in Italia, a pochi chilometri dal confine della Slovenia. Qui è il luogo dove sono nato, qui ho investito tutta la mia vita. La mia famiglia è qui da 400 anni, abitiamo nella stessa casa e senza spostarla abbiamo attraversato 5 stati. Siamo sloveni e più da 5 generazioni parliamo 3 lingue, lo sloveno, l'italiano e il tedesco. Il Brek, una terra che da sempre ha rifornito la città di Trieste con le primizie di ortaggi, col vino, con la frutta e con l'olio. Purtroppo però, dopo la seconda guerra mondiale, fu data in pasto all'industria e al cemento. Penso a mio papà, che dopo ore di ufficio aveva sempre il piede nell'orto, nella vigna e nell'uliveto. E penso a tutti quelli che mi hanno preceduto, che grazie a loro sono ancora qui, col sogno di produrre vino e olio di ottima qualità. Finisco la scuola di ragioneria e mi iscrivo alla facoltà di economia e commercio, ma capisco subito che dietro una scrivania non ci posso stare. Così decido di cambiare vita e di vedere il mondo. Vado in California per 6 mesi, dove imparo la lingua e lavoro in azienda vitivinicola. Dopo torno a casa e vado nel Coglio, in azienda grande, e da Edi Keber, dove ci lavoro tutto l'anno. Nel 99 ho l'occasione di tornare a casa e di prendere in affitto la cantina dove siamo adesso e la collina Brdo, dove comincio a piantare varietà autoctone, la Vitosca, la Malvasia e il Refosco. Cominciamo subito a imbottigliare. L'idea è di fare nel Brek quello che pochi sono riusciti a fare nel secondo dopoguerra, dunque fare un ottimo vino di qualità da vendere a un prezzo più alto in tutto il mondo. Per la mia generazione all'epoca era una follia pensare di poter vivere della natura. Da alcuni anni ho cambiato filosofia, mi sono rivolto al naturale. Tutto viene coltivato in metodo biologico con alcuni principi della biodinamica. Non si usano più prodotti di sintesi, ma esclusivamente zolfo, rame e tisane. Sono membro della FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, un gruppo di viticoltori che produce il vino dalle proprie uve. Fra i vini bianchi produco la Malvasia istriana, la Vitosca, che nel Brek viene chiamata Urganka, e il Passik, che è una mia interpretazione del moscato giallo, e la Brejanka. Oltre a tutto questo mi diverto con un metodo ancestrale chiamato Brika. Fra i vini rossi produco un rosso, denominato Krogle, dal paese dove sono nato, basato sul Refosco e accompagnato da Merlot e Piccola Nera, un'altra varietà autoctona. Nelle annate migliori produco anche un Refosco riserva. Oltre al vino abbiamo anche 900 piante di ulivi anche secolari di proprietà della mia famiglia, della varietà Bianchera, una varietà autoctona che viene certificata Bio Peter Geste e un presidio Slow Food. Dopo abbiamo un'altra varietà autoctona che viene imbottigliata, si chiama Buga, e dopo c'è il blend, un olio da un oliveto con 20 cultivar diversi. Qualche parola in più se la merita la Brejanka, un vino che rappresenta il territorio e che rappresenta la mia famiglia. Un vino che nasce da una vigna centenaria con 15 varietà diverse di uva bacca bianca, di cui 3 non ancora mappate nel DNA mondiale. Una volta, 100 anni fa, sapevano cosa piantare, sapevano che vendemmiavano lo stesso giorno e prevedevano il risultato finale. Il vino viene fatto come faceva il bisnonno. L'uva viene raccolta in cassette piccole, viene pigiata,
Viene lasciata in tino aperto, favorendo la fermentazione spontanea, e dopo finisce in grandi botti di rovere di slavone. Questo per me non è solo un lavoro, è uno stile di vita. Mi ricordo da bambino quando accompagnavo mio padre nell'orto, nel vigneto, nell'oliveto, specialmente a Urbovec, dove ci sono oliveti sicolari, dove ci sono muretti a secco, si respira aria buona, lì mi rilasso, lì mi sento libero.